Non è che devi preparare oggi, te lo dico io! Un figliuolo siciliano, profumato, soffice. Sciogliamo 20 g di lievito dell'acqua tiepida con un pizzico di zucchero. Per l'impasto utilizziamo 1 chilo di farina zero, aggiungiamo il lievito diluito, un cucchiaio di zucchero e mescoliamo. Aggiungiamo 100 ml di olio, 600 ml circa d'acqua tiepida e si inizia a lavorare. Aggiungiamo 20 g di sale e impastiamo e lo lasciamo riposare minimo 3 ore coperto con una pellicola. Per il condimento sciogliamo le acciughe di montagna in padella con dell'olio, uniamo abbondante cipolla e versiamo la passata di pomodoro. Condiamo con sale, pepe e peperoncino a piacimento e lasciamo cuocere a fuoco basso. Dopo 3 ore di lievitazione poniamo l'impasto nella teglia, lo stendiamo e lo lasciamo riposare per un'altra ora. Si fanno dei buchetti per far assorbire meglio il condimento. Condiamo aggiungendo acciughe di montagna, caciocavallo a pezzi, la salsa, le olive, il formaggio grattugiato, una spolverata di origano, pan grattato e il tocco finale, il nostro olio d'oliva, in forno a 180 gradi per 20 minuti e lo sfincione è pronto per essere assaggiato. Esplosione di bontà! Trovate i nostri prodotti sul sito scannesolidale.shopee.com. Seguiteci su TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Lasciate un like, condividete e commentate e spolliciate. Ciao!